Cari amici, buona giornata a tutti e bentrovati su Mediasport TV. L'approfondimento di oggi è naturalmente dedicato ai giganti del basket di Sardegna, cioè della Dinamo Sassari, vice campione d'Italia, sconfitta a Venezia nel settimo confronto contro la quotatissima Reyer. Diciamo la verità, per tutto ciò che si è visto nelle 7 partite della finalissima, entrambe le squadre avrebbero meritato di cucire addosso lo scudetto tricolore. L'ha spuntata alla fine la squadra che ha giocato la partita decisiva nel Catino di casa, davanti a 3.000 spettatori nell'inferno del tifo veneziano, che è il risultato forse determinante per le sorti del match sotto il profilo psicologico, nonostante la stanchezza di entrambe le squadre. In questo caso è l'adrenalina che fa la differenza e il quintetto veneziano l'ha saputa sfruttare al meglio. La Dinamo esce da seconda classificata a testa altissima in una stagione davvero straordinaria. Una Coppa Europea in bacheca, la finale scudetto e la semifinale di Coppa Italia. La sostanza alla chiusura dell'annata sportiva è ancora più gustosa e croccante. Le 3 annate del dopo scudetto erano state tribolate, sofferte, contorte e sbagliate. Adesso la Dinamo Sassari è tornata ad essere un potentissimo generatore di energia e di emozioni, con una certezza che va al di là di quel che ha ottenuto sul campo. La pallacanestro Sardara riparte infatti dai contratti già sottoscritti dal presidente per i prossimi 3 anni con i suoi partner storici e la campagna abbonamenti brucerà in poche ore le tessere della prossima stagione del campionato di Serie A. Ci sarà la Champions League, secondo torneo continentale. L'Eurodinamo continuerà a viaggiare dove è ormai di casa, attraverso il vecchio continente, confermando di essere il più grande messaggio promozionale dell'intera isola di Sardegna. Stefano Sardara, l'uomo che ha inventato questa Dinamo 2.0, un minuto dopo la fine del match di Venezia, strette alcune mani di amici e nemici, aveva già la mente rivolta al prossimo anno. La Dinamo Sassari ripartirà dal general manager Federico Pasquini, l'uomo mercato, uno dei vincitori di questa stagione, costruita su 2 arrivi di assoluto valore come Thomas e Cooley, ghiottissimi oggetto del desiderio delle big non soltanto in Italia, e sulle correzioni fatte in corsa con McGee e Carter. Per coach Pozzecco una stagione indimenticabile. Chiamato in corsa dopo le dimissioni di Esposito, ha raccolto in 34 partite ben 27 vittorie, di cui 22 consecutive e solo 7 sconfitte. La stagione conclusa ha poi lanciato un sassarese doc, Marco Spissu, orgoglio di Sardegna, invidia delle altre squadre, perché di giocatori locali che diventano bandiere ce ne sono sempre meno, e non solo nel mondo del basket. Chiudiamo con un servizio speciale dedicato ai giganti della Dinamo Sassari, che hanno regalato emozioni sportive grandissime ancora una volta all'intera isola. Grazie per la cortese attenzione da Renato Scanu e dalla redazione sportiva di Media News TV Europe. A tutti voi la più cordiale buona giornata. Intanto Ace salva un pallone fondamentale, Mazzola, ancora Vidmar, 4-0 Reyer. Ace scambia con Stone, blocco monumentale di Vidmar e tripla, numero 2. Arriva però la risposta dalla parte opposta, la firma Eddie McGee, palla possibile dentro per Cooley, ma Watt che ha preso il posto di Vidmar, altre idee, poi va a cancellare il tentativo di reverse di Tyrod McGee. Ai 24 secondi, un paio diciamo di secondi di Nicolao, grande esitazione e poi rovesciata. Bravo. 16-12, Tonucci mette una mano, corre Watt inseguito da Polonara, Justin Carter cancella tutto. Nega tutto la difesa Granata, poi la palla finisce a Polonara che va in fondo. Che ha vantaggio, scarico nell'angolo, Bramos da Stone, palleggio, arresto e tiro. Solo rete, Michael Bramos. E fa bene perché comunque la sua squadra ha bisogno di questo.
attacco Reyer, forse il migliore del primo tempo. A Julian Stone che accelera, arriva Cooley, palla fuori, Bramos manda al bar da Jean-Pierre e ne mette un'altra. Nell'angolo Bramos, segna anche questa! 11 punti consecutivi. Hayes esce col pallone, possibilità di correre per la Reyer, Watt contro Smith, sono 2 punti facili. Tripla importante ma lunghissima, rimbalzo, lotta feroce, Stone, Thomas e poi Tyrese McGee, che vale però solo il meno 22 e il cronometro corre. 4 e 21, Austin Day al ferro. 18 secondi alla fine, ma le due squadre decidono che è sufficiente. E allora, prima della sirena, si può dire l'Umana Reyer Venezia è campione d'Italia 2019.